Frutta e verdura buoni e che fanno bene, prodotte in ambienti sani e ricchi di biodiversità. Grazie a questo progetto gli imprenditori possono associare ai loro prodotti valori positivi di salute e rispetto dell'ambiente. Far conoscere questi valori e disseminare le informazioni sulle peculiarità nutrizionali e ambientali distintive della produzione ortofrutticola veneta è stato l'obiettivo della campagna di comunicazione del progetto intitolata Vero Veneto, buona terra non mente. L'azione di comunicazione di questo progetto ha l'importanza fondamentale perché traduce in un messaggio che dovrà essere poi portato al mondo esterno, e quindi i target sono i consumatori, il plus di questi prodotti. Per cui la campagna di comunicazione, che si chiama Vero Veneto, buona terra non mente, farà questo, comporterà il messaggio di salubrità nutrizionale, salubrità ambientale, e la offrirà al consumatore, che in base a questo sceglierà, come sta facendo, e lui alla fine la potenza del mercato è quello che muove tutto, è quello verso cui noi ci dobbiamo muovere tutti insieme. Vero Veneto ha realizzato diverse azioni, angoli informativi per i consumatori sul valore della sana e corretta alimentazione presso i punti vendita della grande distribuzione organizzata, la presenza del progetto Expo 2015 nella settimana dedicata al Veneto, un progetto formativo per le scuole e le famiglie, un concorso didattico che ha visto premiate le classi ideatrici degli elaborati più creative e visite didattiche ai laboratori di analisi dell'università per gli studenti delle scuole superiori. L'altro risultato fondamentale è quello di aver forse fatto capire o intravedere quello che potrebbe essere un nuovo approccio rispetto a quella che è la valorizzazione e a quella che è l'utilizzazione, diciamo così, delle priorità e delle peculiarità di un prodotto quale è il prodotto veneto rispetto alla grande distribuzione organizzata o comunque al sistema di vendita. Il progetto ha affrontato anche il segmento della distribuzione, in particolare la grande distribuzione organizzata. Attraverso questa, infatti, viene attualmente veicolato il 40% del totale delle vendite di ortofrutta in Italia. Con gli operatori della grande distribuzione organizzata e i rappresentanti delle organizzazioni di produttori e dei consorzi di tutela sono stati organizzati incontri tematici e tavoli di lavoro con l'intento di far dialogare la produzione e la distribuzione, e sono state realizzate 2 esercitazioni di analisi sensoriale sui principali prodotti ortofrutticoli a marchio DOP, IGP e tradizionali, per una migliore conoscenza della stagionalità e delle identità varietali e territoriali dei prodotti regionali a denominazione. Nel sito web www.veroveneto.it la punta di diamante sono i volti e i videoracconti di alcuni degli agricoltori che hanno partecipato al progetto. Ascoltando le loro storie si colgono i valori di tutti gli agricoltori, l'impegno e l'amore per il lavoro, la terra, le tradizioni, la biodiversità e l'attenzione costante alla qualità, ma anche la loro naturale predisposizione all'innovazione per un futuro più sostenibile. È stato improntato un sito dove i produttori, che non è necessario solo il loro impegno, ma è necessario anche che la loro faccia sia visibile e venga capito quindi il loro metodo di lavoro attraverso la loro presenza e il loro rapporto, chiamiamolo diretto, con il consumatore. Un consumatore che, ormai sempre più informato e interessato ai temi della sostenibilità ambientale, riconosce una migliore reputazione ai produttori di ortofrutta di qualità, ottenuta con metodi rispettosi dell'ambiente. Un nuovo riconoscimento per il comparto ortofrutticolo veneto è una possibile forte leva commerciale. Noi siamo orgogliosi di questa produzione ortofrutticola ottenuta di straordinaria qualità, denominazione d'origine o qualità a vario titolo, ottenuta in territori di qualità. Questa è la sfida è di arrivare al consumatore col valore aggiunto di un prodotto fortemente collegato al territorio. L'azione di comunicazione Vero Veneto si è concentrata in particolar modo sugli imprenditori agricoli. Incontri di coinvolgimento nel progetto con informazioni sul procedere dei campionamenti e la presentazione dei risultati si sono svolti su tutto il territorio regionale. Ci siamo resi conto, man mano che il progetto andava avanti, che l'azione di comunicazione che era prevista nel progetto andava un pochino modificata, ovvero sia non doveva essere solo una comunicazione dei risultati, ma doveva essere anche un'azione di formazione per tutti i protagonisti della filiera, quindi dal produttore fino ad arrivare al consumatore. Con i fondi a disposizione abbiamo tentato di fare questo.
Abbiamo usato diverse tecniche, arrivando a fare incontri tecnici con i produttori, spiegandogli i risultati, spiegandogli i motivi per cui i motivi di alcuni risultati, in particolare dei risultati di carattere ambientale, ma anche di tipo qualitativo. Gli abbiamo spiegato in un certo modo anche ad approfondire quello che è il concetto di prodotto, che è una delle basi per iniziare a fare del marketing, perché il prodotto è una delle parti che costituiscono il marketing mix. Un prodotto infatti può essere raccontato anche attraverso l'analisi sensoriale, un metodo che misura e descrive il percepito all'assaggio dell'alimento, un'ulteriore tecnica per caratterizzare il prodotto. Questa sera facciamo fare un po' di esperienza di analisi sensoriale ai produttori, nel merito produttori di fragole di produzione invernale, e l'analisi sensoriale cosa ci aiuta a fare in pratica? Non solo a descrivere le cose che si stanno attorno, quindi anche i prodotti alimentari, gli alimenti in genere, i prodotti ortofrutticoli, ma ci insegna un po' a avere un metodo riconoscibile e anche ripetibile per dare informazioni anche al consumatore che parla la stessa lingua. Quando io parlo di caratteristiche sensoriali, l'acido, il succoso di una fragola, il colore rosso acceso eccetera, sono le stesse parole che usa la casalinga, che usa il consumatore di questi prodotti, e quindi le informazioni che arrivano a uno studio da un metodo applicato sono informazioni soprattutto ripetibili. Questa sera facciamo fare una piccola esercitazione anche a questi produttori, che li metterà forse anche un po' in crisi, perché cerchiamo di capire se riconoscono il loro prodotto una volta che io ho tolto delle informazioni, nel senso ho tolto l'etichetta ovviamente, e ho anche camuffato quella che è la morfologia della fragola in origine, che possono essere molto diverse, quindi anche si capisce un po' dalla forma cosa si sta assaggiando. E facendo questo cosa vogliamo dimostrare? Vogliamo dimostrare o che i produttori conoscono molto bene, assaggiano il loro prodotto e sanno anche come conferire verso il consumatore, oppure dire che c'è un margine di miglioramento. Guidare i produttori a definire il cosiddetto ritratto sensoriale ha fornito loro un ulteriore strumento per una migliore conoscenza dei propri prodotti, maggiore conoscenza, maggiore consapevolezza, migliore promozione.